applausone. Ciao a tutti, buonasera. Ciao a tutti, ciao Dario. Ciao Alessandra, terza puntata della quinta serie di questa nostra trasmissione del CONI regionale del Veneto, un programma televisivo che vogliamo proprio dedicare a chi è appassionato di sport e ogni settimana cambiamo sport. Abbiamo iniziato presentando lo staff del CONI accompagnati dagli amici del Valsugana Rugby, abbiamo poi proseguito con le Fiamme Oro, abbiamo parlato di atletica leggera e questa sera siamo un po' più in famiglia con i nostri sport del nuoto, in particolare il tuo della pallanuoto, quindi questa sera noi parliamo di nuoto della Federazione Italiana Nuoto. Per far questo abbiamo qui con noi Guido Taglia, che è il delegato provinciale di Padova. Un applauso a Guido. Poi abbiamo Silvano Lindaver, che è consigliere della FIN Veneto e quindi rappresentanza della Federazione Veneto. E delle società, bravo Silvano. Anna Chiara Caselli è allenatrice di nuoto della Padova Nuoto. A te piacere. Matteo Furlan, atleta al nuoto fondo, poi ci racconterai la tua recente avventura. Grande campione del fondo. Grandi risultati. L'abbiamo avuto l'anno scorso anche già. Sì. E allora, doppio onore presentare Cinzia Rampazzo, un applauso a Cinzia. Vorrei dire non ha bisogno di presentazioni, ma diciamo grande campionessa di nuoto e nella sua straordinaria carriera, e poi si è dedicata sempre al nuoto, all'organizzazione e tante altre belle cose. Ed è anche in commissione tecnica per quanto riguarda la propaganda. Bene. Per la federazione sempre. Poi al suo fianco abbiamo Marco Rossi, allenatore nuoto salvamento con Selve Nuoto. Bene, un applauso a Marco. Ancora nuoto, ma che più affine. C'è un po' di lotta poi tra nuoto e pallanuoto. Lotta greco-romana, nuoto, una cosa, insomma, chi non lo vive dall'interno come voi non può capire bene come funziona. Poi ne parleremo un po' della pallanuoto con Stefano Posterivo, allenatore della squadra di pallanuoto femminile Serie A Plebiscito. Plebiscito. Un applauso a Stefano, grazie, ci ha portato anche delle sue ragazze. Le sue ragazze, al suo fianco abbiamo Medea Verde, giocatrice centro boa del Plebiscito e anche nazionale, se non sbaglio. Sì. Del Sette Rosa. Sette Rosa. Giusto? Bene, brava, un applauso anche a Medea. Abbiamo altre due compagne. Sì, che sono Francesca Rattelli e Martina Gottardo, che poi conosceremo, se la regia poi le inquadra dietro, però avremo modo di conoscerle dopo. Un applauso anche alle due campionesse, il pubblico che sentite, che vedete, così simpatico, rumoroso, fragoroso, è un pubblico eterogeneo del mondo del nuoto, essenzialmente sono ragazzi della Padova Nuoto, giusto? Li vediamo con le maglie. Un applauso alla Padova Nuoto, poi qui abbiamo anche con Selve Nuoto, sicuramente, che sono con le tute blu, salvamento, e poi un po' la pallanuoto, abbiamo qualche genitore, qualche accompagnatore, eccetera. Bene, allora cominciamo questa puntata dedicata agli sport acquatici, diciamo così. Siamo un po' in anticipo come stagione, se non altro qui continua a piovere, qui adesso sta piovendo in questo momento, ma non in studio per fortuna, ma insomma il nuoto insomma di gare se ne sono già disputate, esatto. Poi avremo modo infatti di conoscere. È uno sport che non si ferma mai nella stagione estiva o invernale, abbiamo le gare indoor ante litteram, perché noi non si chiamavano indoor le nostre gare in nuoto, ma erano in vasca corta, al coperto, eccetera. Bene, allora per arrivare a chiacchierare un po' più da vicino con i nostri ospiti, invito la regia, come sempre, come nel nostro format, a lanciare il video e il servizio di introduzione all'argomento di oggi con Giorgio Alfine e lo staff, la nostra troupe esterna. Vai regia!
I can't believe I still receive so much affection from your side. If you could give me one more chance, I'd love to turn the tide. I can't believe I still receive so much affection from your side. If you could give me one more chance, I'd love to turn the tide. Bene, che bella immagine, un applauso al mondo del nuoto. Alessandra, un po' di voglia di piscina. Sì, poi anche voglia di sole, caldo, abbiamo visto questa immagine molto con il sole, tutto in costume. Vabbè, ma noi siamo abituati lo stesso. Però Dario, guarda, allora, abbiamo in linea in questo momento di nuoto, non poteva mancare, non era potuto venire qui presente con noi, Gianni Gross, dovrebbe essere al telefono, quindi farei un applauso a Gianni Gross. Vai, pronto, Gianni? Pronto? Gianni, ci senti? Gianni, ci senti? Sotto acqua. Allora riproviamo perché è caduta la linea, quindi tra un po' riproveremo a ricollegarci. Allora Gianni, ma dov'è in qualche posto esotico? Non mi ha detto, ora non poteva venire oggi. Ho visto immagini, era occupato, riprese subacquee, eccetera. Allora io comincio, Guido, regia, quando siamo pronti naturalmente ce lo passate. Allora Guido Taglia già da qualche tempo si occupa di nuoto per quanto riguarda la federazione e ha una serie di impegni e responsabilità nel mondo del nuoto, ma è ancora così vivace il mondo del nuoto veneto, Guido? Assolutamente, poi per il Veneto può parlare meglio di me Silvano, che è responsabile del Comitato Veneto. Per quanto riguarda Padova, assolutamente, perché abbiamo squadre di livello di Serie A di nuoto, a livello di Serie A di pallanuoto le abbiamo qua ospiti e sta crescendo molto bene il salvamento, sta crescendo molto bene alla nuotatori padovani come tradizione e come nuovi. Invece abbiamo ospite qua Marco Rossi a Conserva Nuoto, sta crescendo bene, una bella realtà. E quindi assolutamente sì, insomma. Padova e il Veneto ovviamente, ma in particolare Ok, Padova. Dario, ti interrompo perché in linea dovremmo avere, preannunciato prima, però è caduta la linea, Gianni Gross. Ciao Gianni, ci sei? Sì, buonasera Ciao, a tutti. Un applauso allora Gianni di nuovo. Ciao Gianni. Allora, caro Gianni, intanto vogliamo sapere come stai. Benone, sono in giro quasi come prima, via. Quasi o peggio di prima, attenzione perché... Qualcuno dice peggio, infatti... Allora Gianni, qualcuno... Mi devo vendere bene. Ecco, qualcuno non lo sa, Gianni ha avuto un piccolo problemino qualche tempo fa, ma lo sentiamo poco in piena tempo forma. È in piena forma, infatti. Bene, allora Gianni, ci fa piacere sentirti, noi stiamo parlando di nuoto nella trasmissione del CONI regionale del Veneto e ovviamente non poteva mancare un tuo saluto, insomma tu hai fatto una buona parte della storia del nuoto veneto e italiano. Qual è stato un po' l'atleta o la ragazza atleta o il maschio con cui ti sei trovato, che hai avuto più soddisfazioni nella tua carriera? Ma devo dire sinceramente che, a parte Novella Caligaris, che ovviamente come campionessa del mondo ha raggiunto il massimo risultato agonistico, ma io non ho mai fatto grandissime differenze fra atleti diciamo di altissimo livello internazionale e quelli che gareggiavano ai minimi livelli regionali, perché credo che l'atleta meriti il rispetto da parte dell'allenatore, l'apprezzamento e anche l'affetto per quello che dà, e credo che questa mentalità si sia anche diffusa un po' anche oggi tra i nostri giovanissimi, sia tecnici che atleti. Ecco Gianni, tu hai anche avuto e hai tuttora una grossa responsabilità nell'ambito organizzativo, comunque sei stato uno di quelli che ha dato più diciamo, organizzazione nelle attività di scuola nuoto, i corsi di nuoto, le società, i gruppi che lavoravano in sinergia. Allora quanto conta per l'aspetto poi del tecnico ad alto livello come sei tu, il fatto di avere una base di atleti che vengono dalle scuole nuoto? Ma direi che l'attuale situazione diciamo di forza a livello nazionale, noi nel Veneto abbiamo diciamo, le squadre
più forte nel settore giovanile si derivi proprio dall'altissima qualità della scuola nuoto e dal rinnovamento dei programmi didattici che noi abbiamo elaborato anche per conto della federazione, cioè noi siamo una generazione in anticipo rispetto alle altre società italiane e quindi i risultati dei nostri giovani e giovanissimi sono l'espressione appunto di questa alta qualità dei corsi di nuoto, perché da come uno impara a livello elementare sviluppa poi, se le ha, le sue qualità agonistiche fino ai massimi livelli, quindi credo che abbiamo fatto un buon lavoro in questo, diciamo, e intendo allargare questo elogio a tutte le piscine del gruppo nostro di Padova e anche del Veneto, perché è la regione che offre generalmente, in rapporto al numero di tesserati, il più alto contributo alla partecipazione alle grandi manifestazioni internazionali, sia Olimpiadi, mondiali giovanili, europei giovanili, eccetera. Quindi, bene. Gianni, i nostri genitori, sì, i genitori del Veneto possono affidare i loro bambini alle nostre scuole nuoto perché sono veramente di alta, altissima qualità. Bene, allora Gianni... chiediamo una piccola domanda. Gianni, e la pallanuoto come la vedi? Perché io ricordi, forse anche Guido qui presente con me, ricordo che le ragazze le prendevi in giro con la palla con la maniglia. Come la vedi la pallanuoto? La pallanuoto nel Veneto ha una minore tradizione, diciamo, in termini di decenni di pratica, e direi è solo negli ultimi 10-15 anni che si è portata a livelli nazionali, sia con le squadre femminili e maschili di Padova, sia con Verona, e quindi diciamo è cresciuta a pari del nuoto, e quindi abbiamo un panorama completo di attività dell'acqua. Non dimentichiamo anche il sincro, infatti, che rende il Veneto, diciamo, una delle regioni pilastro del movimento federale. Bene, allora Gianni, ti salutiamo, ti ricordo che c'è sempre il tuo amico Squalo che ti aspetta in Indonesia, dov'è che eri quella volta? Sì, no, alle Maldive. Alle Maldive. E quindi insomma cerca di trovare un po' di tempo per... Gli porterò i vostri saluti. Intanto saluto tutti quanti e vi ringrazio. Sarà la prossima volta, vedrò di essere anche presente fisicamente. Perfetto, grazie. Un applauso a Gianni Gross. Ciao Gianni. Ciao. Questa cosa dello Squalo è venuta fuori un po' anche l'anno scorso, sì, perché eravamo a Caola ai giochi del Veneto e Gianni aveva sul cellulare un filmato in cui c'era questo squalo, lo sa anche Cinzia, nella notte, che gli è rivenuto, lo sanno tutti, chi lo conosce, e questo lui faceva il bagno di notte. Si è trovato questo squalo, gli ha dato un pugno sul naso, è anche un grande atleta di arti marziali Gianni Gross, quindi può permetterselo. Bene, allora Silvano, dicevamo, situazione del Veneto. Gianni ha già fatto un po' un'introduzione, com'è la situazione delle società e anche questi gruppi che si sono consorziati, cerchiamo di spiegarlo un attimo. Il nuoto nel Veneto è molto florido, abbiamo problemi di abbondanza di atleti e di presenza a gara. Difatti ogni stagione, quando inizia, il problema è trovare le vasche gara per poter ospitare le manifestazioni di nuoto, di pallanuoto, di sincro e di salvamento. Nel Veneto non abbiamo i tuffi. C'è solo un impianto che c'era, mi ricordo una volta. Oggi c'è a Belluno un'unica piscina con la possibilità di fare i tuffi e quindi i tuffi nel Veneto sono poche manifestazioni e poco praticato. È molto florido perché abbiamo una serie di atleti che quando vengono fatti i campionati italiani giovanili, il Veneto è la squadra maggior rappresentata, con maggiori atleti. Con maggiori atleti sia come numero e con maggiori atleti al podio. Perché proprio come ha appena detto Gianni, il Veneto punta al settore giovanile. Siamo molto forti nel settore giovanile. È una cosa che parte da molto lontano. Parte insomma... proprio da un'educazione che stiamo cercando di dare alle scuole nuoto, ai ragazzi esordienti, alla fascia piccola, i bambini piccoli, agli atleti dei 14-15 anni, perché noi dobbiamo coltivare i talenti. Dobbiamo permettere al talento del nuoto di poter arrivare ad una certa età o a un certo momento della vita dell'atleta di poter diventare un grande campione. Ne abbiamo qui a fianco un grande atleta che a 19-20 anni ha cominciato a pedalare forte in acqua.
quindi poi ne parlerà anche Matteo, e questo è una cosa che ha permesso... Ecco, anche in questo caso noi non abbiamo una grande tradizione nel nuoto in acque libere cosiddette. Sta prendendo negli ultimi 2 o 3 anni, anche sempre il Veneto tramite la federazione ha organizzato anche un circuito di manifestazioni estive che vengono fatte a grado, qualcosa anche Cinzia di questo, a grado, a Caule, vengono fatte manifestazioni in acque libere a grado, la famosa diga to diga, i 5 km. Che quest'anno non l'hanno fatta perché l'hanno rinviata 2 volte per maltempo quest'anno. 3 volte. 3 volte, ecco, era rimasto a 2. Quindi si sta diffondendo anche questo, il nuoto in acque libere, e soprattutto ci sono molti adulti o ex atleti che stanno cercando di gareggiare in queste note. Forse Cinzia ha gareggiato come ex atleta anche a queste gare, chiamiamo così, di mezzo fondo o di fondo. Ci si è ritrovata purtroppo. È stata costretta. Non è mai un ex atleta lei, è sempre atleta. Ha anche vinto poi. Tra l'altro, vabbè, dopo parliamo quando tocca a Cinzia questa esperienza, diciamo, extra vasca. Ecco, diciamo, l'esperienza delle scuole nuoto, Guido, ancora da te questa testimonianza, tu sei anche un grande organizzatore di attività, come anche Cinzia lo ha fatto e non so se lo sta continuando a fare. È diciamo, un'attività anche sociale il nuoto, cioè si parte dal fatto che si impara a nuotare. Adesso, ecco, è percepito ancora nelle famiglie il fatto che comunque... È percepito ancora, e in più c'è che si continua a nuotare, perché c'è questa fascia nuova della terza età che adesso frequenta in massa le piscine. Fino a anni fa era difficile vedere degli anziani in acqua. Adesso magari li vedi, oltre a nuotare, fare acqua gym o attività motoria, come si usa chiamare adesso. E quindi, insomma, ma è vero che ci sono certe piscine, mi viene in mente il Columbus ovviamente perché l'ho visto lì, dove cioè, uno va in piscina normalmente, se becca l'ora fa l'ora dell'acqua gym? Certo. Cioè viene dato come servizio? Viene dato come servizio a certi orari nel giorno. A certi orari del giorno, naturalmente c'è tutto nei siti internet e tutto quanto, assolutamente. Quindi diciamo che viene... Anche come formula di benessere, perché l'acqua comunque è benessere. Va bene, soprattutto anche quella termale, perché passiamo... ovviamente dal fatto agonistico a quello termale. È anche più piacevole, insomma, un momento. Penso che anche a loro, tutti i nostri atleti, ogni tanto magari un po' di relax non dispiace. Io ho qualche bigliettino, Alessandra, delle piscine Columbus che noi vogliamo regalare ai nostri ospiti, ai nostri amici. Non so come siamo messi con la regia, posso farlo? Puoi farla la domanda. Allora, ragazzi, prima assegnazione abbiamo qualche biglietto. Io adesso faccio una domanda che sarà ovviamente molto elementare, e dovete alzare la mano, non dire la risposta, perché se poi insomma agevolate gli altri. Quindi io faccio la domanda, tu guardi di là, io guardo di qua, ne abbiamo 2 biglietti. Quindi... intanto, primo che alza la mano gli facciamo fare la risposta. Allora la domanda è in che luogo, regione o nazione, forse è meglio dire, Gianni Grosso ha trovato lo squalo? Via! Quando abbiamo detto prima, allora lei l'ha alzata la mano. Ragazzi, però la mano va alzata, se no non... Lei, tu lo sai, vediamo? Ha detto le Maldive. È il microfono, però se lo passate di davanti, davanti. Qua? Eccolo. Lo sa adesso. Lo sapevi anche tu? Va bene, brave alle Maldive, allora venite qua da me col microfono. Con il microfono, vieni, prendi. Ragazzi, non siete tanto... Ma in acqua se sono veloci, fuori è diverso. Se siete così in acqua siete un po' timidi, Come ti chiami tu? Francesco. Ah, Francesco, timido. Grazie mille. Bene, stai qua, non andare via tu? Tu? Aurora. Dillo qua al microfono. Aurora Rigo. E voi cosa fate come stile, cose, attività, specialità? Io 400 stile, 200 stile, 800 stile. Bene. E Anna Chiara è la tua allenatrice? Sì. Da come ha annuito nella testa? Sì. Com'è? Come allenatrice? È una brava allenatrice. E tu? Piacere, delfinista. Cosa fai? 50, 100, 200? Tutti? Tocca farli tutti? Quanto fai nei 50 delfino? Abbassa. 33. E io facevo 33,8 a 11 anni però. Quanti ne hai tu? 13. Insomma dai, eravamo abbastanza bravi anche ai nostri tempi. Bene, allora un applauso ai primi 2 timidamente vittoriosi, porta pure il microfono di là.
E allora forse la regia fra un po' ci ricorda che dobbiamo fare una pausa. Però intanto andiamo a conoscere Anna Chiara Caselli, allenatrice di nuoto. Abbiamo visto di tutti questi ragazzi che sono qui presenti, o alcuni, perché poi penso saranno anche categorie diverse, se magari ce ne parli. E oltretutto, da quello che so, hai appena sostenuto un esame anche come un secondo livello di allenatrice di nuoto e sei stata promossa. Quindi sì, un applauso anche per questo, perché allora, nella nostra società abbiamo una trentina di propaganda che seguo anche quelli che hanno una fascia di età dai 6 agli 8-9 anni. Dopodiché ci sono esordienti e sono un'altra quarantina di giovani atleti. E dopodiché io seguo le categorie giovanili che hanno dai 12 anni fino ai 17 più o meno. Da noi sono una quarantina, oggi ce n'è una piccola parte. Anche perché magari gli altri si stanno allenando forse. Hanno appena finito ma hanno da studiare, domani qualcuno aveva compito in classe, quindi non poteva essere. Allora, riprendiamo poi il discorso con Anna Chiara, diamo la linea alla regia per un attimo di pubblicità. Bene, grazie.